Il consigliere Bond via libera a Sappada e il risultato è storico. È un risultato giusto, ripeto, come ho detto in aula, non è solo una provocazione, è anche per Sappada una questione di giustizia, di razza, di etnia, di derivazioni, di origini. Ed è giusto valorizzare questo voto, valorizzarlo come una cambiale in bianco da poter esercitare e battere e mettere sul tavolo di Roma. A Roma questo voto deve arrivare come una forza propulsiva per far prendere una decisione. E deve essere una decisione come quella che si è manifestata quest'oggi in aula consigliare, una decisione trasversale, bipartisan, senza questa appartenenza partitica che ti fa portare a votare no o sì. Oggi i consiglieri anche del mio partito si sono liberati di una sorta di vincolo di partito e hanno votato secondo coscienza e hanno votato tutti a favore, quindi da questo punto di vista un segnale forte poi che deve arrivare dal Veneto verso Roma anche per un grido d'allarme. Questi territori, ma non è solo la provincia di Belluno, anche altri territori sono abbandonati, sono senza un riferimento anche legislativo. E non è il fondo Brancher o qualche altro fondo che può riequilibrare, è un disegno organico che deve partire anche in un momento di crisi, e nel momento di crisi come quello che abbiamo adesso c'è la possibilità, secondo me, di avere la forza, perché è proprio nei momenti di crisi che accade questo, per cambiare e per dare un segnale nuovo a questi territori.